ci stiamo avvicinando ad una ripresa economica che però fa, diciamo, sintesi di una crisi economica e finanziaria significativa dal 2008 e poi della pandemia. Insomma, in qualche modo non possiamo più permetterci in questo Paese di tenere disallineate le politiche dello sviluppo da quelle dell'istruzione e della formazione e da quelle delle politiche attive del lavoro. L'abbiamo discusso anche in Regione Veneto e queste politiche vengono tenute assieme dalle competenze. L'unico linguaggio che possa essere parlato da tutti ed servire tutti è proprio quello delle competenze. Ci troviamo in una fase particolare anche per il fatto che abbiamo un massiccio investimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che starà assieme anche al piano operativo regionale del Fondo Sociale Europeo, quindi avremo più risorse nel prossimo sessennio di quelle che abbiamo avuto fin qui. La Regione del Veneto ha colto alcuni passaggi significativi che ci aspettano, per esempio il calo demografico. Noi dobbiamo aver ben presente che dal 2023 al 2033 la popolazione scolastica che fa riferimento alla nostra fascia di età dove interveniamo noi calerà nel Veneto del 30% circa. C'è anche un altro aspetto molto rilevante, le imprese, una su due nel Veneto dichiara di non trovare le risorse di cui ha bisogno e c'è un'ulteriore difficoltà che è quella della digitalizzazione dei mestieri. In sostanza il manifatturiero del Veneto, che è la spina dorsale della nostra economia, si trova in grande difficoltà proprio perché la velocità e l'intensità con cui si richiede sul mercato globalizzato di intervenire in maniera digitale anche sui vecchi mestieri ci mette in difficoltà e quindi su questo con la Regione del Veneto ci siamo confrontati più e più volte anche attraverso Forma Veneto e siamo, diciamo, c'è un percorso, una roadmap da capire e da realizzare. Dobbiamo puntare ad un piano di formazione dei prossimi 10 anni a partire dall'anno 22-23 che riveda l'offerta formativa, la riqualifica e razionalizzi sul territorio e diciamo lo slogan, per quanto slogan è anche efficace, più qualità e meno quantità. Dobbiamo essere in grado di dircelo, un'operazione verità in questo senso l'abbiamo aperta in FICAP appunto per dirci le qualifiche che tengono rispetto alle imprese, le qualifiche che non tengono e dobbiamo anche dirci che dobbiamo verticalizzare la formazione, c'è bisogno di competenze più alte e quindi mandare a regime i 4 anni del diploma, introdurre in maniera territoriale o per filiera formativa i 5 anni dell'istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS, per poi collegare i ragazzi se vogliono, anziché entrare nel mercato del lavoro subito dopo il 5° anno, magari proseguire verso le academy degli studi tecnici degli ITS. La Regione ci dice anche una cosa importante, questo, che ha intenzione di passare dal finanziamento a parametro ora a dote persona. Perché questo? Perché c'è necessità di far fronte al calo demografico, quindi questo flessibilizza l'entrata dei ragazzi, anche se sposta il problema per noi sulla sostenibilità dei centri. Ovviamente non possiamo partire o comunque con numeri sempre bassi, però ci permette di essere flessibili e nello stesso tempo la Regione permette questa modalità di incentivare e disincentivare le qualifiche che sono più o meno appetibili dalle aziende e quindi potrebbe anche capitare che laddove ci sono meno richieste di ragazzi e ragazze ma più richieste delle aziende ci sono più finanziamenti a scapito di altri settori dove magari c'è una massiccia iscrizione ma richieste relative o non di sistema rispetto all'economia del Veneto. Ecco, quindi diciamo che si apre una fase anche per noi sostanzialmente dove il rapporto con le imprese diventa centrale, nel senso che devono essere imprese con le quali noi non solo facciamo lo stage o l'alternanza scuola-lavoro, con le quali noi ci rapportiamo perché siamo dei partner affidabili e credibili, perché loro risolvono dei problemi a noi e noi li risolviamo a loro.